Oggi abbiamo visitato la Padova medievale, da quando diventa un libero comune guelfo nel 1183 gli viene confermata l'autonomia e inizia la costruzione proprio fisica di questo comune. Abbiamo visitato dall'esterno ovviamente i palazzi comunali, quello che era un tempo il Podestà, Palazzo del Podestà, rifatto recentemente da Moroni. Abbiamo visto ciò che rimane della Torre Rossa, il Palazzo degli Anziani, il Palazzo del Consiglio, tutte queste magistrature che governavano la città. Il Palazzo della Ragione, tutta la sua trasformazione, da palazzo di giustizia che inglobava anche i mercati, il fulcro del cittadino che ha mantenuto la sua attività economica molto vivace. E abbiamo seguito questo percorso di dove si trovavano un tempo tutte le staziones e che in qualche modo oggi insomma si vedono ancora continuare nella loro attività. Abbiamo visitato i palazzi della Padova duecentesca, quelli che si riescono a riconoscere, il palazzo cosiddetto di Ezzelino, la sua architettura duecentesca, i palazzi lungo la via di Santa Lucia, le mura di cui si dota la città per la difesa dal 1195 e quindi seguendo un percorso un po' teorico, un po' fermandoci alla Porta Altinate dove c'era un tempo la Porta delle Torricelle, abbiamo continuato questo percorso ideale vedendo le difese della città. Abbiamo visto le torri, le case torri, la torre dell'università, la torre di Palazzo Zabarella, un altro monumento medievale che è la tomba di Antenore, nella sua architettura ovviamente, e siamo arrivati a Palazzo Capodilista, che è forse quello che maggiormente mantiene il suo aspetto medievale originario.